Quali prove abbiamo per dimostrare che il popolo veneto è anche Stato, considerato Stato? Una risposta che abbiamo ricevuto dal Ministero dell'Economia e Finanze di Roma a una lettera di interpellanza fatta dal Comitato Liberazione Nazionale Veneto nel 2017, con la quale è stato detto: attenzione, noi siamo un popolo in autodeterminazione e quindi possiamo trattenere le nostre risorse, e vi diamo comunicato di questo. È stata importante la risposta che ci hanno dato. La comunicazione appare rientrare nell'alveo della fattispecie già esaminate, essendo anche in questo caso la presunta pretesa non assoggettabilità agli obblighi fiscali collegata ai diritti richiamati, oltre che a un preteso diritto di sovranità del popolo veneto. E qui parlano di sovranità del popolo veneto, lo scrivono già loro, quindi questo è un documento ufficiale dove lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ci dice: sì, potete trattenere le vostre risorse, presunta pretesa non assoggettabilità agli obblighi fiscali, ma collegata ai diritti richiamati, la sovranità del popolo veneto. Cosa significa trattenere le proprie risorse? È un diritto sancito da una legge internazionale, che è i patti per i diritti e civili politici dei popoli, firmato nel 1966 da 147 stati, ad oggi sono diventati 173, che l'Italia ha firmato e successivamente 11 anni dopo ratificato con la legge 881 del 1977. E come si chiama questa legge? È comunemente detta legge sull'autodeterminazione o la legge 881, noi la chiamiamo legge 881, comunque la legge sull'autodeterminazione dei popoli.